Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Cari amici di Mattoscacco, ben trovati. Siamo di nuovo qui per seguire il campionato mondiale e oggi ultima partita ufficiale della finale. Ed è un piacere per me annunciarvi il nuovo campione del mondo. Dunque, rulli di tamburi, ed ecco che il vincitore è silenzio, perché anche oggi si è conclusa in parità l'incontro e dunque 7-7 tra Ding Liren e Nepomniachtchi. Chiusa la parentesi, vediamo un po' che cosa è successo oggi e per i più curiosi che si chiederanno chi realmente ha vinto il campionato mondiale, vi rimando al video di domani, perché domani sono in programma gli spareggi e quindi vedremo un po' chi la spunterà tra il fortissimo giocatore russo, da me considerato favorito, quindi Ian Nepomniachtchi, contro il suo sfidante Ding Liren, giocatore cinese, entrambi con un elo prossimo ai 2800 punti. La partita di oggi è molto interessante e ci sono alcune considerazioni da fare anche per quanto riguarda la psicologia e l'attitudine dell'incontro, perché ricordiamo che Nepo, quindi il giocatore russo, è stato per grandi tratti il giocatore favorito, perché ha condotto il torneo sempre o quasi sempre in vantaggio, quindi aveva una vittoria in più, scaturita dal fatto di essere stato l'unico in questa finale a vincere con i pezzi neri. E questa vittoria è avvenuta al turno numero 2, quindi c'è stato un parziale in cui era in vantaggio, dunque 2-1, 3-2 e così via, finché nella parte centrale di questo match è accaduto qualcosa di incredibile, vittorie da una parte e dall'altra, e ciò ha reso tutto molto emozionante. L'ultima partita, quindi la partita precedente del 13° turno, si è conclusa in parità, e quindi questa partita ci troviamo all'ultimo turno con il giocatore con i pezzi bianchi Ding Liren, che ovviamente è l'unico ad avere l'ultima possibilità di portarsi a casa il primo posto, quindi il titolo mondiale che tanti professionisti cercano di raggiungere durante il corso della propria carriera, ma chiaramente lo raggiunge soltanto uno. In tanti si aspettavano una partita tranquilla, perché considerando un po' come è andato l'incontro, quindi un po' come è andata questa sfida, c'è tanta stanchezza, tanta voglia di non perdere, e quindi si aspettavano una partita tranquilla. Io personalmente pensavo che lo stesso Nepo, che veniva da una rimonta da parte del giocatore cinese, cercasse di impostare uno schema tranquillo, che chiaramente mi ha contraddetto. Quindi il giocatore russo, come vedete, anche lui ha cercato di provare a vincere, così come il giocatore cinese, che in tanti considerano, indipendentemente da come vada, il vincitore di questo match, almeno il vincitore morale. La partita è iniziata in questo modo, ok, ho fatto delle mosse veloci, e quindi è iniziata in questo modo: apertura e Nimzondiana, il solito schema, il bianco vuole cercare di preparare la spinta in E4 dopo aver arroccato e sistemato i propri pezzi, e quindi questo lo fa con cavallo C3. Il nero deve impedire questa spinta, e allora alfiere B4 riesce in questo, e dunque siamo verso linee principali nelle quali il bianco decide di adattare una mossa come alfiere D2. Dovete sapere che quest'alfiere sicuramente adesso vale molto meno di quest'alfiere in B4, che si trova in una posizione più attiva nella metà scacchiera avversaria. Il bianco lo sa e quindi interroga immediatamente il nero sul ruolo di quell'alfiere. Tendenzialmente il giocatore di Nimzondiana è disposto a dare quest'alfiere se si verificano alcune condizioni. La prima è essere attaccato da un pedone, ed effettivamente questa condizione c'è. La seconda, che l'alfiere cattura eventualmente il pezzo leggero, quasi sempre il cavallo in C3, quando rovinerà la struttura pedonale. Se io da nero fossi sicuro che dopo la cattura il mio avversario mi riprenda di pedone, ok, vi dico che questa cattura è sicuramente molto buona. In questa situazione non sono più così sicuro, perché se io catturo con il mio alfiere e lui mi cattura con il suo alfiere, ha mantenuto una struttura pedonale abbastanza solida e da nero ho ceduto con facilità il mio alfiere. Non è quello che voglio, e quindi dopo A3 Nepo decide di tornare indietro, alfiere 7, cavallo F3 e adesso C5, cercando di creare quello squilibrio lì al centro, simpatico da vedere dall'esterno. Io vedo 4 pedoni che si fronteggiano a vicenda, sono tutti a contatto, e dico ok, che grande confusione,
per entrambi perché devo considerare le possibili catture da una parte e dall'altra. Il nero, dopo la cattura, decide di riprendere, il bianco gioca donna C2. E donna C2 è una mossa interessante, perché è chiaro che se il bianco vuole creare qualcosa di molto tranquillo potrebbe catturare al centro, e a questo punto il nero, se volesse catturare di cavallo, andrebbe verso una situazione in cui si raggiunge una struttura pedonale assolutamente simmetrica, con il nero che ha questo leggerissimo forse vantaggio di aver arroccato a cambio di aver posticipato lo sviluppo dei pezzi. Cosa si otterrà? Si otterrà con molta probabilità una situazione dove entrambi avranno lo stesso sviluppo, la stessa struttura pedonale, quindi le possibilità di sbilanciare sono veramente poche. Dunque, tornando in partita, dopo la cattura in C5 l'alfiere riprende, la donna si sposta all'in C2 e il nero decide di catturare, quindi la struttura pedonale effettivamente si mantiene lo stessa, con una piccola differenza, forse dettaglio, che potrebbe avere questo cavallo. Il cavallo da D7 chiaramente potrei portarlo in C6, e la casa C6 vi assicuro che per il nero è quasi sempre la casa naturale per lo sviluppo dei propri cavalli, quindi portarlo in C6 porterebbe alla simmetria, mentre cavallo D7 è la prima mossa che tra virgolette mi sorprende un po'. Quindi vediamo quanta voglia abbia il nero di sbilanciare la propria struttura pedonale, e chiaramente impostando uno schema in cui il cavallo va in D7 perché il suo futuro potrebbe essere C5 oppure 5. Un'altra idea potrebbe essere quella di giocare B6 e alfiere B7. A quel punto abbiamo la coppia degli alfieri che punta la rocca avversario, la zona della scacchiera del lato di re, dove chiaramente si possono creare degli squilibri, soprattutto quando questo re, costretto nel tentativo di cercare una maggiore sicurezza, si sposterà l'in G1. La partita continua, torre D1, intermedia interessante. Da lontano la mia torre guarda la sua donna, e quindi comunque sia una mossa corretta per più ragioni. La più evidente è che la colonna D è l'unica colonna aperta, una colonna dove non ci sono né pedoni bianchi né pedoni neri, e quindi questa torre si trova con un ruolo molto facile. Alfiere 7, cavallo G5, e a questo punto, così come vedete, il software dice ok, questa è una mossa curiosa, interessante, senz'altro interessante, perché coordina rapidamente due pezzi contro H7, però mossa, il computer dà un punto interrogativo. Tendenzialmente le mosse con un punto interrogativo sono mosse o che sono sbagliate o che sono leggermente imprecise, e al cavallo G5 direi ok, probabilmente questa è una mossa leggermente imprecisa. La più sana e solita, chiaramente a Rocco, ovviamente darebbe una posizione equilibrata, mentre cavallo G5 vuole sbilanciare. Qui direi il primo colpo di scena, e il secondo colpo di scena arriva dopo H6, perché in questo caso cavallo E4 sarebbe la mossa più normale, e invece arriva H4. H4 mi ha sorpreso, io l'ho visto questa parte della partita in diretta, mi ha sorpreso parecchio, perché stiamo giocando l'ultimo turno del campionato mondiale, e qui il cinese, che è un giocatore molto posizionale, non si tira indietro e dice ok, io mi gioco tutto per tutto contro te, giocatore russo, Nepo, che sei un giocatore molto creativo, tattico, quindi adesso voglio provare io stesso ad attaccarti e crearti dei problemi. Donna C7 per il nero, attacchiamo quest'alfiere che si sposta, e adesso dopo torre D8, torre C1. Qualcuno chiaramente si potrebbe chiedere cosa potrebbe mai accadere se il nero catturi. Quando il nero cattura, in realtà perde, perché si verifica questa coordinazione parecchio forte. La torre da lontano controlla la donna, che poi entrerà in H7, e ovviamente il ruolo di questo pedone è quello di cambiare e rimuovere il cavallo da F6. Quando il cavallo si sposterà, purtroppo per il nero non c'è più niente da fare, la donna entra col scacco, il re si sposta, e a seguire uno scacco matto abbastanza evidente. Quindi questo cavallo per adesso è un pezzo avvelenato, quindi non possiamo catturarlo. Ma il nero gioca cavallo F8, e cavallo F8 sta minacciando di vincere, perché effettivamente questa cattura adesso è possibile, perché giocando esattamente la stessa variante di prima, vi mostro, faccio una mossa qualsiasi. Se io catturo, lui cattura, sposta il cavallo, questo ingresso chiaramente non c'è più perché il cavallo controlla
la casa H7. Prima prendevo scacco matto, adesso non più. La partita prosegue, quindi cavallo F8, il cavallo in G5 sotto attacco si sposta in E4. Prima semplificazione, ricambio, cambio anche le donne e adesso la posizione vi dico che è tornata verso un equilibrio. Cosa potrebbe fare la differenza? E a questi livelli, quindi stiamo parlando dei giocatori più forti al mondo, questo conta, la spinta del pedone H, per quanto possa sembrare strano, e per quanto possa sembrare molto strana che il fatto di aver mosso semplicemente un pedone e l'ho messo in H4, però sì, questa spinta del pedone in H4 potrebbe portare a un finale superiore. Alfiere D7, alfiere B4, mossa molto importante, perché è vero che doppiamo, roviniamo la struttura pedonale, però a cambio cerchiamo di conquistare delle case. Alfiere B4 è un'altra mossa che mi ha sorpreso, perché il bianco sembra che si senta in obbligo di dover vincere, e questo obbligo di dover vincere si dimostra e si mette in pratica cercando un po' di sbilanciare il gioco. Quindi alfiere per B4, pedone per B4, il cavallo vuole saltare lì in D6. Alfiere C6 sulla scacchiera, cavallo C5, alfiere per G2. Il bianco con questa voglia o comunque con questa necessità che sembra dall'esterno di dover vincere, sacrifica un pedone. La torre prende la colonna, l'alfiere torna indietro, si è creato uno squilibrio, qui i due possono diventare campioni del mondo. Pedone 4, alfiere C6 e adesso B5, quell'alfiere torna indietro, ha svolto il suo ruolo perché ha mangiato un pedone e nel mentre ha fatto spingere i pedoni avversari. Il cavallo bianco adesso si dirige verso questo pedone, questo povero pedone che lì in B7 non è più difesa e quindi lo rimuoviamo dalla scacchiera. La torre va in D4 cercando di attaccare quelli che sono dei pedoni deboli. Per quale motivo? Sono pedoni che non sono difesi da pedoni. Il nero, la strategia del nero è stata molto interessante perché ha cercato di far spingere i pedoni bianchi in avanti e più i pedoni si spingono, più conquistano spazio, ma dall'altra parte più diventano deboli e soggetti a degli attacchi. Torre C4 sulla scacchiera, torre D7 attacca il cavallo che torna indietro e a questo punto torre C7. Il nero è vero che è retrocesso, ha spostato la torre un paio di volte per poi ritrovarsi in una posizione a tratti forse un po' passiva, però questa torre vi assicuro che è molto forte perché attacca o comunque mantiene il contatto sul cavallo, dietro il quale si trova una torre in C4. Il raddoppio è nell'aria. Torre C3, torre C8 e adesso arriva B4. A questo punto cavallo D7, cerchiamo delle semplificazioni perché il finale da nero so che è favorevole. Torre G3, attivando le torri sulla colonna G, e chiaramente questo pedone G7 si potrebbe difendere con G6 e probabilmente arriverebbe H5, tre attaccanti. E il nero non ci sta, il nero gioca G5 per chiudere la colonna, ma il bianco anche lui non ci starebbe giocando F4. A questo punto l'apertura degli spazi è inevitabile. In partita è andata così: dopo torre G3, cavallo per C5, pedone per C5, torre per C5, pedone in più per il nero che passa all'attacco, ma torre per G7 crea un equilibrio. Dal punto di vista materiale abbiamo esattamente gli stessi pedoni 4 e 4, con la differenza che il nero ha questa possibilità, questo pedone B è attaccato due volte. Bene, Nepo tra qualche mossa cattura quel pedone e si ritrova a un pedone, a una possibile promozione, perché un pedone di vantaggio chiaramente è una possibile promozione dal diventare campione del mondo. In questo momento il nero ha un pedone in più, ma bisogna vedere se effettivamente riesce a trasformarlo in vittoria. Se ci riuscisse diventa il nuovo campione del mondo. Torre per E8, guardate che bella questa difesa, una mossa geniale, questi due punti esclamativi per chi gioca su chess.com sa che vogliono dire mossa geniale, incredibile. Dopo torre per E8, re per E8, alfiere scacco. La torre deve riprendere, torre per C3, si gioca in un finale di torri dove il bianco deve difendere, probabilmente il bianco è uno dei tanti che ha visto i video pubblicati qui su Matto Scacco, forse ha letto il libro di Andrea, e quindi è sicuro che pareggiando questo finale rimanda il match agli spareggi. Nei finali il segreto è facile, l'attività. Quindi la torre in F3 attacca il pedone F7 che viene difeso e adesso la torre ritorna lì in C3.
per quale motivo vogliamo attaccare da dietro, vogliamo prendere il controllo di questa traversa, e chiaramente il nero per migliorare non può far altro che muovere il pedone. La torre da scacco, il re si sposta, scacco ancora, ti faccio andare indietro e mi metto dietro il pedone di vantaggio. Entrambi sicuramente sanno che questa è una posizione pari e ovviamente chi ha il pedone di vantaggio deve provarci finché può. In fondo stiamo giocando l'ultima partita del match mondiale, la tensione sicuramente è tanta e chiaramente il margine di errore ci può comunque sia stare. La partita continua in questo modo. Qualcuno dirà, beh, perché non ha fatto questa spinta? Magari anch'io potrei essere campione del mondo, semplicemente spingo il pedone, sposto la torre e ho vinto. In realtà no, non è affatto così. Questo re, semplicemente per evitare le minacce di scacco, si sposta in F3. E a questo punto la torre si trova nella condizione ideale dietro il pedone A e dunque il re bianco, come sappiamo, o come dovremmo sapere, difende evitando gli scacchi sulla prima traversa. La partita prosegue per qualche altra mossa, quindi si va in questa direzione. Il nero sa che se spinge il pedone le sue possibilità di vittoria diventano nulle, quindi cerca di tergiversare complicando un po', o meglio, cercando di indurre l'avversario nell'errore. Vi assicuro che questo errore non arriva. Il nero, per cercare di vincere, cede un pedone e cerca di portare il proprio re verso la torre avversaria. Il momento critico è questo qui, perché il bianco gioca una mossa molto bella e anche molto difficile da concepire. Però vi dicevo qualche istante fa che il segreto è l'attività dei pezzi. In questa posizione il bianco gioca pedone F4. Dopo la cattura ha creato un pedone libero dietro il quale il re deve far da balia, deve cercare di mantenere la difesa di quel pedone. La partita continua, qualche scacco intermedio, il re si sposta, ti do scacco, a questo punto cerco di sostenere il mio pedone perché se cambio il pedone E con il pedone A3 è tutto molto più facile. Dingliren è un grande finalista e quindi per quanto Nepo voglia provarci, effettivamente si raggiunge una posizione equilibrata. Quali sono i finali possibilmente vinti? Sicuramente se il nero riuscisse a catturare il pedone H a cambio del suo pedone A3 avrebbe delle possibilità di vittoria, quindi tra poco vedremo se avrà fatto questo tentativo oppure no. Mentre la partita prosegue, arriva il primo cambio, adesso la possibilità di catturare questo pedone esiste, se non fosse che adesso non riesce a mantenere i due pedoni in gioco. La torre svolge un ruolo limitante perché deve svolgere un ruolo difensivo, quindi non riesce a tenere tutti e due e non resta altro che cambiare le torri per assicurarsi il pareggio. Domani ci saranno questi spareggi e quindi vediamo se il giocatore favorito, il giocatore russo Nepo, riuscirà a vincere il suo primo mondiale alla seconda finale. Lui è stato lo sfidante dell'ultimo ciclo mondiale, oppure avremo per la prima volta un campione del mondo cinese. Rivediamo rapidamente l'apertura fino al momento di quella H4 di cui vi parlavo tanto. Quindi A3, alfiere 7, cavallo F3, C5, mossa molto interessante, cerca di creare scompiglio lì al centro della scacchiera. E a questo punto, dopo torre di 1, cavallo G5, su H6, H4 vi lascio e vi rimando al video di domani. Guardate comunque sia quanto è affascinante questa mossa, che prende il nome di canna da pesca a tema tattico per aprire rapidamente la colonna H. Bene, detto tutto, video un po' lungo, ciao a tutti e alla prossima!